L'avvocato Alvise Fontanini è presidente dell'organismo di composizione della crisi del Trevigiano. Quali sono le finalità di questo ente relativamente giovane? Le finalità di un organismo di composizione sono quelle di fare da intermediario tra quei soggetti che si sono venuti a trovare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole e il Tribunale, al fine di poter accedere a delle procedure che sono previste appunto dalla legge 3 del 2012 e successive modifiche poi integrate anche recentemente, procedure che possono consentire di abbattere una parte consistente dei debiti che in passato magari il soggetto era in grado di pagare e oggi con la situazione economica, come sappiamo, tristemente cambiata, non riesce più ad onorare integralmente, in modo da poter dare continuità magari alle imprese, abbattendo una parte dei debiti pregressi e ridare sviluppo quindi all'imprenditoria, sviluppo, quindi posti di lavoro, creare indotto e anche liberare molte famiglie da una situazione che è diventata veramente molto pesante. Che quadro ci può fare adesso del Trevigiano? Del Trevigiano nello specifico non ho dei dati, le confesso, specifici per la nostra provincia, però a livello nazionale si parla da settembre, da gennaio 2022 di sicuro, di un sovraindebitamento che supera il 35% degli italiani. Quindi parliamo di una vera e propria crisi economica come mai abbiamo visto in passato, e lo strumento legislativo che la legge 3 offre per mezzo dell'organismo di composizione della crisi è indubbiamente uno strumento che può aiutare molte di queste persone, soggetti privati, professionisti, commercianti, imprenditori, anche chi ha prestato garanzia a favore di altre persone, quindi una vasta platea di soggetti possono usufruire di questa legge, ovvio previo un accurato esame da parte dell'organismo di composizione della crisi, che ripeto svolge un ruolo istituzionale, regolarmente iscritto al Ministero, dei requisiti che devono sussistere ovviamente per poter ammettere queste persone, queste imprese alle procedure della legge 3. Ci sarà uno sportello, con quali accortezze e con quali attenzioni? Allora, lo sportello garantirà la massima riservatezza, lo attiveremo direttamente qua in delegazione di Montebelluna, il numero telefonico è lo 0423 300 201, è il nostro numero della sede. Garantiamo quindi che il contatto verrà gestito e indirizzato inizialmente da una figura professionale offerta dall'UCC, quindi già formata. Ci attiveremo anche per formare internamente, diciamo, e quindi dare la possibilità anche ai nostri collaboratori e ai nostri referenti di settore un'informazione generale su questo tema, in modo da intercettare e poi girare allo sportello i casi interessati. Roberto De Lorenzi, presidente di Ascom Confcommercio Montebelluna, qual è la situazione in questo distretto? La situazione è una situazione diciamo tesa, perché oggi non si ha ancora l'esatto quadro della situazione che si verrà a creare fra un anno o due, quando cominceremo ad avere i dati ben precisi, perché oggi si vive su una specie di limbo. Siamo preoccupati, devo dire che come associazione ci siamo sempre prestati a tutte le iniziative, a cominciare dalla prima grande crisi del 2008. Oggi riteniamo, con l'incontro con l'OCC, di aver fatto un grande incontro e siamo pronti e disponibili a mettere a disposizione tutte le nostre strutture, tutte le nostre professionalità per aiutare le imprese in particolare e anche le famiglie, perché credo che le due cose combaciano. Oggi c'è questa firma, questa convenzione, di cosa si tratta? Si tratta di una unione di sinergie, di forze, di professionalità, di strumenti, di risorse che noi crediamo porterà a un maggiore aiuto a tutte le persone, i soggetti e gli associati di Ascom che possono essere già in difficoltà oggi o verranno a trovarsi presto in difficoltà, perché purtroppo sappiamo che le misure, come diceva il dottor De Lorenzi prima, che insomma sono state messe in essere in questi mesi un po' salvaguardia, adesso presto finiranno, finirà il blocco dei licenziamenti, finirà il blocco delle notifiche delle cartelle esattoriali, e quindi molti si troveranno all'improvviso a dover far fronte ad ulteriori debiti accumulati. Io credo che la crisi economica attuale sia
aggravata anche dal fatto che la precedente non era finita, come sappiamo, quindi va ad inserirsi in un momento già di difficoltà e in conseguenza della crisi sanitaria è ben noto che questa crisi economica purtroppo avrà degli effetti devastanti. Quindi siamo molto lieti di questa convenzione con Ascom, che ringraziamo, e della fiducia che ci accorda, e speriamo di poter far bene.